Eccoci pronti, prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Giuseppe Cristaldi, ci vediamo tra pochissimo. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Eccoci con Giuseppe Cristaldi. Buonasera. Ciao, benvenuto. Grazie. Qui a Corte Santa Maria. Grazie. Ti stavi addormentando? No. No. Abbiamo le luci in faccia che ci tengono svegli, o no? Senti un po', Giuseppe, scrittore salentino, ma sardo d'adozione, sassarese d'adozione, Certo, specifico, sì, giusto? sì, da 7 anni a questa parte, sì. Come stai qua? Ti trovi bene? Ah sì, A io non posto? vedevo l'ora di isolarmi all'interno di un'isola. Perfetto. Cioè, Insomma, mi isolo anche all'interno di Sassari. isolato in un'isola, perfetto. Ti isoli anche a Sassari perché stai anche un pochino fuori Sassari, prima ne stavamo discutendo, No, ma una chiacchierata. a parte la battuta, questo è un popolo meraviglioso, no? È è fenomenologia isolana. Sì. C'era Manlio Sgalambro che diceva una cosa meravigliosa della sua Sicilia, il filosofo. Nell'isolano prevale una sola paura e vive in funzione di essa, quella di poter scomparire da un momento all'altro, ingoiato dalle maree. Bellissimo questo, fantastico. Però se ci pensi, l'agire in terra isolana è in funzione proprio della dilatazione del presente. Godiamoci l'attimo, facciamo tutto al tempo stesso. Bello, partiamo benissimo, perfetto, molto molto bello. Senti un po', per farti conoscere, a chi ancora non ti conosce dei nostri amici, scrittore di che tipo, si può dire tipologia? Di che cosa ti occupi? Sono romanzi di impegno civile, insomma. Ok, romanzi di impegno civile, scrittura d'inchiesta, una cosa del Sì, genere. sì. Però romanzata, insomma. Sì, romanzata, certo. Bisogna sempre creare un dispositivo di persuasione, no? Certo. Per poi andare a trattare dei temi abbastanza spinosi. Sì. E quindi la formula del romanzo vuole essere una dolce trappola. Fantastico, benissimo. Hai proprio espresso il concetto, meglio di così non potevi fare. Senti, abbiamo parlato che sei ormai sassarese d'adozione e tutto, hai fatto tantissimi libri, non riusciremo a parlarne magari proprio di tutti, ma di alcuni che a me Sì. personalmente interessano tantissimo, sì.
e quindi vorrei partire dalla tua collaborazione con una casa editrice sarda, visto che abbiamo iniziato, no? E siamo qui a Sassari, la Ludo Edizioni, tra l'altro una casa editrice che è un progetto di Progetto Ottobre in Poesia, no? Del nostro Esatto. amico Leonardo Onida che Leonardo salutiamo, Onida. che salutiamo, Certo. che è stato qui con noi, tu lo sai, infatti è tramite lui che insomma mi è suscitata questa curiosità nei tuoi lavori ed eccoti qua. Grazie. Vabbè, Leonardo fa bene il suo mestiere, cioè è in perenne immersione culturale. Sì. L'altro giorno ne parlavano, sembra, cioè, qualcuno potrebbe dire anche avrà un gran tornaconto, no, in realtà è proprio immersione, passione. È la passione che lo porta io non riuscirei, non ce la farei, ecco. Paleso il mio Tra limite. l'altro parlavamo di Progetto Ottobre in Poesia, qua c'è stata anche una tua partecipazione, lo vediamo in queste immagini, l'hai fatta l'anno scorso, quest'anno? No. Allora, l'anno scorso ho fatto una orazione civile all'interno, per Progetto Ottobre in Poesia, all'interno della stazione di Tempio Posania. Raccontai la storia di un anarchico, il ferroviere anarchico che ispirò Francesco Guccini nella scrittura della locomotiva. Mi ospitò Leonardo gentilmente per rappresentare questa cosa con Manuel Rossi Gabizza e Leonarda Catta. Prima ancora però avevo partecipato con una presentazione, la presentazione di un libro. Perfetto. Al Vecchio Mulino si fece. Al Vecchio Mulino, sì. Quindi torniamo alla Ludo Edizioni, torniamo al tuo libro che io ho qui, casualmente, me l'hai portato tu, eccolo qua. Vediamo se la regia riesce a inquadrare la camera 3. Camera 3, va bene, oggi la camera 3. Gli Scoiati con Ludo Edizioni, un libro che innanzitutto possiamo trovare in rete, poi lo troviamo dappertutto. Certo. Ecco qua, grazie a chi fa una zoomatina, la tengo più in basso. Gli Scoiati. Senti, di cosa parla questo libro? Io lo so già, c'è un tema molto importante. Sì, la violenza sulle donne. Grazie. È un libro contro la violenza perpetrata a danno della donna e anche tratta anche l'abuso sui minori. Sì. Temi forti, insomma, quindi. Sì, io ritengo campo. Io ho solo un difetto. Io non riuscirò mai ad inventare una storia, ad inventare un libro. Ok. Giacché nel mio possibile, nel mio limite, posso scrivere, posso permettermi la scrittura, non parliamo del dono della scrittura, posso permettermi di scrivere, perché non farlo per gli altri? Questo è bello. Cioè, io la chiamo letteratura di servizio, è letteratura di servizio. Io sono innamorato di questo fatto, del poter dare attraverso un libro, e quindi questi sono i tempi in cui bisogna prendere una posizione. In quanto uomini avviene una mattanza perenne, ogni 72 ore in Italia viene uccisa una donna. Nell'80% dei casi l'assassino è un conoscente, nel 43% il partner. Facciamoci una domanda, ma a partire dalla grammatica dell'interazione, a livello sillabico, cominciamo a entrare nei guasti della lingua. Paolo Legrenzi, analista, diceva che in sostanza lo stupro oggi nasce attraverso i social o attraverso una comunicazione monca, degli errori, parlava di guasti sulla grammatica del corteggiamento, fraintendimenti. Non è mai la donna a fraintendere in quest'ambito, Non sono un femminista, ma non è mai la donna a fraintendere, è sempre l'uomo, e laddove non arriva con la parola arriva con altro. Anzi, ormai arriva prima con altro che con la parola. Allora, in quanto uomini, prendiamo una posizione. La neutralità favorisce sempre il tiranno, sempre, in qualsiasi ambito. Non possiamo permetterlo. Certo, e hai parlato di posizione, tu hai preso anche una posizione in questo libro perché
parli come se fossi una donna, giusto? Sì, è una forma empatica, no? Sì. Mi sono messo sotto processo. Ok. Sotto processo, quindi ho voluto generare una trasposizione nel microcosmo femminile, e quindi l'io narrante è una donna, io scrivo da donna. Perfetto, ed è diviso in due parti questo libro. La prima parte è il racconto Vitruvia, appunto. Sì. E parla di un abuso patito in tenera età da una donna. La seconda parte io l'ho chiamata poema crudo, ci sono anche le istruzioni per il disuso prima del poema crudo, perché sulla falsariga dell'insegnamento di Carmelo Bene, no? Lui contestava a Collodi il linguaggio, cioè dice: tu parlavi ai bambini, sì, raccontavi una favola, inventasti una favola, ma parlando da adulto, ma un pezzo di legno come parla? Certo. Questa era una provocazione che lui comunque provò all'interno del suo Pinocchio, dell'orchestra, la cosiddetta orchestra vocale che imbastì. Ecco, io invece ho trasposto questa cosa nell'ambito delle memorie bambine. Ho, posso dirlo, vomitato delle memorie familiari, ma così come le aveva immagazzinate la mia mente bambina. Una forma di esorcismo Sì. sul dolore. Sì. E infatti nelle istruzioni per il disuso invito il lettore a dimenticare al posto mio, cioè il paradosso. Certo. Beh, interessantissimo questo libro, lo ricordiamo ancora, Gli Scoiati di Lude Edizioni, molto interessante. Grazie. Partiamo bene, eccolo qua, lo rivediamo la copertina, la rivediamo ancora una volta. Senti, guardiamo due eventi che ci sono nel weekend, che ce n'è anche uno che mi è molto a cuore. Ma prima te ne dico un altro. A Siligo c'è la festa della salsiccia e del vino. Come siamo messi a salsiccia e vino? Usciamo un po' da questo, andiamo più nel materiale. Io sono un godereccio. E quindi certo. Salsiccia e vino. Ma poi ho fatto il trionfo, mi sono giunte a casa le analisi del sangue, grazie a Dio Sì. non ho problemi, sicché Ecco, non è beato che te. cerchi Bene. di alterare la cosa, però sono un godereccio, sicché posso mangiare e bere. Benissimo, Poi. quindi approvata da Giuseppe Cristaldi. A Siligo la festa della salsiccia e del vino, lo ricordiamo. Allora, tutte le informazioni sono sulla pagina della Proloco di Siligo, ricordiamo che le date sono 6 e 7 dicembre. Poi l'evento che un pochino mi sta un pochino più a cuore è il cineconcerto che ci sarà a Sassari il 6 e 7 dicembre. È un cineconcerto che ha anche uno scopo benefico, eccolo qua, 6 e 7 dicembre al Teatro Civico. È uno spettacolo multimediale di musica da cinema ideato da un nostro amico che è il maestro Vincenzo Cossu. Ma ti dico una cosa in più, notizia proprio di ieri sera, è sold out, quindi sono andati esauriti tutti i biglietti per tutte e due le serate, quindi volevo fare un ringraziamento a tutti gli amici che hanno preso i biglietti, che avevamo già un po' promosso questa doppia serata di musica e di beneficenza, quindi siamo contentissimi. Quindi ti faccio vedere un pezzettino di che cosa faranno in queste due serate, un pezzettino. La corale su studentesca insieme alla insieme vocale Nova Eufonia, scusate, una cosa di un annettino fa che abbiamo preso e che facciamo vedere ai nostri amici. Vai col contributo regia.
era l'ultimo dei Moicani, tratto da lì Giuseppe, questo bellissimo brano diretto dal maestro Vincenzo Corso. Tu ti senti un po' l'ultimo dei Moicani? No, non sono L'ultimo di qualcosa? No. Sì, no, io sono al di là proprio dell'ultimo. Proprio non ce ne sono più. Cioè, per me l'ultimo è un primo, ma non per retorica linguistica o di linguaggio. Cioè io sono dopo l'ultimo, sicché... Senti, passiamo a un altro libro che il tempo stringe, una biografia scritta a 4 mani con Cristiano De André. Libro impegnativino, com'è stato? Beh, per me è stata un'esperienza... Scusami, è la versione DC, quindi già il titolo qualcosa mi dice. Sì, è stata un'esperienza indimenticabile per me, veramente. Non potrò mettere in secondo piano un percorso del genere, perché comunque provenivo da una profonda conoscenza, un profondo amore per Fabrizio, stima nei confronti di Cristiano come cantautore, come musicista. Poi vi è nata un'amicizia, perché poi per scrivere una biografia e farlo con tale intensità è necessario che vi sia prima una simbiosi, no? Certo. Che ci si possa fidare l'un dell'altro. E quindi per 1 anno e mezzo abbiamo vissuto un corpo a corpo, direi meraviglioso. Sì, questo mi ha insegnato tanto. Eccolo la qua. Figura proprio di Cristiano. La versione DC, che hai conosciuto? Come hai conosciuto? Al Teatro Massimo a Cagliari, e successivamente poi abbiamo approfondito l'amicizia a Portobello di Gallura. Sì. Lui abita lì, ha una casa lì, e tutto nacque da un prato inglese. Inglese, perché io arrivai lì, lui sapendo già, no, del mio amore per suo padre, lì fu veramente bravo, perché mi descrisse tutto l'ambiente, la genesi del luogo, sì, no? Pensando al padre, finché non arrivò a questo appezzamento, questo terreno incolto. Sì. Disse: qui papà non è mai riuscito a metterci il prato inglese, a far nascere il prato inglese, mai. Io dissi così, ma proviamoci noi. Ma scusa, ma che stai dicendo? Ma sei un pazzo? Ma che dici? Lui a me. Ma proviamoci, perché no? Sicché i De André sono famosi per un fatto: amano le sfide. Certo. Amano le sfide Sì. e si impegnano tantissimo, approfondiscono tantissimo ogni settore, ogni ceppo, ogni branca, pur di vincere una scommessa. Okay. Ma parliamo di scommesse, non vorrei fosse fraintesa questa cosa, certo, qui, di sfide personali. E questa scommessa come è andata a finire? Lui si documentò, sì, cioè era diventato un vivaista pazzesco. Okay. Come coltivare il prato inglese. Io riuscii a reperire l'attrezzatura, poi ricordo caricai la macchina di torba, di terriccio, okay, semi, semenza e via dicendo. Partii da Sassari fino a Portobello di Gallura, passammo una settimana per questo prato inglese, e lui come se dovesse uscire con un album, aveva quella tensione, mi chiamava: Giuseppe, forse abbiamo fatto una cavolata, sai, non c'è un filo d'erba. Ma aspetta, l'abbiamo fatto ieri. Sì, che poi dopo 3-4 giorni cominciarono ad uscire i primi filamenti e lui felicissimo. Quindi prato inglese, fantastico. Sì, riuscimmo a farlo. Da lì nacque poi, come dicevo prima, questo legame, questa simbiosi. Sì. Poi Cristiano è un cuoco meraviglioso. È cuoco? Cucina benissimo, ma una gran virtù quella, si nasce così, anche suo padre era così. E con una tale premura ogni sera, a fine giornata, ma alla fine di una giornata contadina, lui preparava delle pietanze e le serviva, e poi ti guardava, e allora manca un po' di sale, okay. Ti piace, non ti piace? Sono stati dei momenti meravigliosi. Tra l'altro qua ti vediamo con lui al Salone del Libro, l'avete presentato? Sì, al Salone del Libro. C'era la presentazione o uno dei... Noi facciamo un tour poi. Un tour, sì, ok. Molto bene il libro.
Bene, bene, grazie per averci raccontato questo aneddoto, ma ce ne racconterai degli altri perché adesso sta arrivando altra ciccia, però un attimino di pubblicità e siamo subito qua, ok? Ciao! Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres. Numero verde 800 510 599. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci con Giuseppe Cristaldi. Allora Giuseppe, adesso andiamo a parlare di un libro veramente importante per te, forse il più importante che hai fatto, probabilmente, Un rumore di gabbiani. Qui adesso ci spiegherai meglio, ma tanto per dire, ha un cameo video del maestro Franco Battiato, una prefazione di Caparezza, eccolo qua. Insomma, è stato un libro, letteratura d'inchiesta, o come la chiami tu, letteratura, che ti ha dato un po' la svolta questo. Raccontaci un po' di che cosa hai parlato qui. Questo lavoro, ecco, poi io vedi la genesi delle cose, no? Delle volte risulta essere anche avversa poi alla destinazione delle stesse. Io feci un racconto, no? Scrissi un racconto sul dramma del petrolchimico di Brindisi. Brindisi allora annoverava 238 ex dipendenti morti. Ecco. Per scrivere questo racconto, cioè ancora non pensavo, non avevo idea di come poi sarebbe andata a finire, un racconto. Per scriverlo però decisi di farmi 80 km e domandare agli ex dipendenti. Che qua vediamo anche delle interviste video, perché c'è un CD e un CD video e un libro che sono usciti insieme. Sì, è un documentario, un docudramma, è un libercolo accorpato. Un documentario di quasi un'ora, quindi no, è un quasi documentario, un'ora, è un documentario, non è un... E lì poi, andando a fare questa, diciamo, questa inchiesta, se vogliamo, intima, chiamiamola così, mi ritrovai in un inferno. Persone ammalate, figli nati con deficit psicofisici permanenti, un inferno causato a umili lavoratori, a contadini trapiantati dalla terra alla chimica, volutamente, non formati. E nacque, allora gli dissi no, il racconto no, deve accadere qualcosa di più grande, proviamo. Da quello che hai visto hai capito quello, insomma, di fare... Proviamo a dar voce a queste persone. E quindi decisi di fare questo documentario. Trattasi sostanzialmente di una razione civile, una tragedia greca attualizzata, e all'interno della struttura poi intercalai gli articoli di giornale, le testimonianze di queste persone, delle mogli, delle vedove, via. E anche un atto di cannibalismo, la provocazione più grande, cioè
misi il dirigente del petrolchimico di Brindisi a mangiare all'interiore del suo dipendente. Creò uno scandalo questo, Sì, infatti, inorridì. Non si fa, certe cose non si va oltre. L'ipercattolicesimo italiota è serpeggiante, non si percepisce, però nei momenti giusti, se è titillato, se è stuzzicato, wham, emerge. E quindi vi furono anche delle polemiche attorno a questa mia provocazione. Tuttavia Franco sposò il progetto, Battiato, Sì. Disse qualcosa di meraviglioso, no? E poi cominciò una serie di presentazioni, anche Caparezza disse la sua, mi chiamò anche sul palco all'interno di un suo concerto per denunciare questa mattanza anche qui. A Brindisi c'erano 238 ex dipendenti morti, acquisì le cartelle cliniche, andai ad analizzare i comportamenti degli apparati dirigenziali. Poi però le grandi tragedie, io mi concedo, guarda, 30 secondi, un aneddoto. Sì. Le grandi tragedie tu le comprendi dalle microstorie domestiche, di stanza anzi. Una donna, una vedova mi disse: Giuseppe, sai per quale motivo compresi che mio marito fosse in sostanza diretto alla morte? Eppure era sano allora. Quale? Disse, lo compresi da un'abitudine che avevamo. Noi prima di andare a dormire andavamo ai piedi del letto e ci abbracciavamo. E lui mi faceva l'occhiolino, la signora, come a dire, hai capito? Lui era molto più alto di me. Mi ha capito Giuseppe? No signor. Io ho capito che mio marito andava a morire dall'abbraccio perché lui era molto più alto di me. Ma che vuol dire signora? Essendo molto più alto di me, io riuscivo a guardargli la peluria delle narici. Aveva 40 anni ed era la peluria bianca, era ricolmo di peli bianchi. Sai perché Giuseppe? Perché disse questa cosa, glielo facevo presente e lui, come vergognandosi, si metteva le mani sul volto e andava in bagno a sciacquarsi, tornava, ci abbracciavamo ed era ugualmente bianca la peluria delle narici. Questo Giuseppe per dirti che ad un certo punto della vita il PVC non era un qualcosa di supplementare assunto dal corpo, era il corpo stesso. Era il corpo stesso, mamma mia. Cioè, lì capisci il dramma. Certo che sì. E tra l'altro tu con questo tuo libro inchiesta hai fatto anche chiudere un reparto del petrolchimico. Sì, si aprì un'inchiesta. Si aprì un'inchiesta e tutto, e quindi hai dato una bella spallata a questa situazione. La cosa bella fu anche la sinergia creata da altri artisti, Sud Sound System, Caparezza stesso, ci fu veramente un coalizzarsi. Sì, quindi l'arte scese in campo. Gilles Deleuze il filosofo diceva nella logica del senso, diceva una cosa bellissima, diceva il dispositivo non è, cioè l'impegno civile, una qualsiasi scelta non è un dispositivo fermo, è un convergere di linee di forza. Così anche l'arte, e quindi la denuncia, cioè l'elevarsi della denuncia avvenne non solo perché non sono un eroe, non sono niente, avvenne anche grazie al guardarsi in faccia degli artisti, al coalizzarsi degli artisti. Come ogni volta che capita una cosa del genere avrai avuto anche qualche ritorsione, qualcosa? Sì, allora mi minacciarono. Ecco, perfetto. Sì, mi minacciarono di morte mediante una telefonata a casa, la raccolse mia madre, sta telefonata, ma comunque. Va bene, comunque veramente complimenti per questo libro, ricordiamolo ancora, Un rumore di gabbiani di Giuseppe Cristaldi. Grazie. Grande, eccolo qua, grande libro. Senti, e ci guardiamo, abbiamo parlato del maestro Franco Battiato, so che all'interno anche del cameo video c'è un trailer sia del libro che del doc film, guardiamoci questo trailer, ce lo guardiamo insieme? Vai, doppio trailer di Un rumore di gabbiani. Sta aumentando in maniera esponenziale l'uso della parte bassa del cervello in molti individui. Questa parte, che è stata definita cervello rettiliano o rettilico, è una parte che possiede solo 3 funzioni primarie, e cioè possesso del territorio, con tantissime varianti, una per tutte
capo e branco, cacciare e accoppiarsi. Chi resta relegato in questa prigione non pensa alle conseguenze mai. Là si muore. I dirigenti, dove sono i dirigenti? L'uso della parte bassa del cervello. Questi, voi siete stati fortunati. Dopo un anno ho cominciato a stare male. Ecco, abbiamo visto il grande maestro Franco Battiato, veramente, veramente grande. Starei ancora molto a parlare perché mi hai raccontato anche di certi aneddoti che avete fatti insieme, veramente particolari e divertenti, ma il tempo veramente stringe. Io volevo sentire ancora da te due parole su altre due tue opere, sempre, lo si legge dai titoli, sempre d'inchiesta, diciamo così, Macelleria Equitalia e Nefrotel. Fantastico, già i titoli. Partiamo da Macelleria Equitalia, che è... Sì, noi penso quando, che il titolo già dica tutto. noi quando ascoltiamo i telegiornali, no? Sì. Introiettiamo, no? Facciamo nostra una notizia per come ci viene esposta, quindi pignoramento di un immobile, Fantastica anche la copertina, scusa, che stavo pignoramento guardando. di un immobile, Sì, suicidio del pignorato, sì. del malcapitato. Mancano dei tasselli fondamentali. Cosa avvenga in sostanza nel business delle aste giudiziarie? Sì. Quali dinamiche si scatenino? Cosa porti l'individuo a togliersi la vita? La prostituzione della propria famiglia, ad esempio. Lo Stato non è consapevole di tutto questo. Quello che per lo Stato è una cornice d'argento da pignorare, per un povero Cristo, la foto del padre e della madre che si baciano in un pranzo di Ferragosto, Certo. il pensile, la piastrella, il mobile, per lo Stato hanno un valore X. In soldi. I soldi, per l'uomo hanno il valore di un organo. E allora quando si parla di pignoramento dovremmo anche rientrare in un'altra ottica, che è quella proprio dello squartarsi. Certo. Pignorare e squartare l'individuo. E da lì, da un titolo E da lì ho azzeccato raccontato cosa si verifichi ogni giorno all'interno nei tribunali, Certo. all'interno delle aste giudiziarie. Mentre con Nefrotel vai a toccare un altro argomento. Un altro business che è altro quello business, del sempre- traffico di reni dal Nepal all'europa. Ah, cioè quel traffico specifico, quindi Certo, ti sei focalizzato su Sì, quello. su quello. Come vengano anche qui squartati i bambini, come questi siano costretti a riconoscere un padre europeo, anzi come sia costretto, tra virgolette, un europeo a riconoscere un figlio lasciato in Nepal che di fronte ad un dramma come quello del malfunzionamento di un rene decide di donarglielo. In sostanza è tutto un commercio d'organi, è tutto un traffico d'organi, e la cosa paradossale è che
il bambino nepalese riceve un compenso per tutto questo, poi rimangono segnati a vita perché vengono squartati da macellai, mica da dottori, ricevono un compenso, dicevo, e sai per quale motivo vendano un rene questi bambini? Per comprarsi l'iPhone, per assomigliare al coetaneo occidentale. Incredibile, è bruttissima questa cosa qui. Incredibile veramente, altro gran libro veramente interessante da leggersi di Giuseppe Cristaldi. Grazie veramente Giuseppe per queste tue parole. Andiamo a vedere, prima di salutarci, qualche altro evento che ci attendono questo weekend. Allora dai, andiamo cose un po' più tranquille, come possiamo dire. Alleggeriamoci. Le avventure di Babbo Natale a Monserrato. Inizia il Natale, iniziano gli eventi di Natale il 7 e 8 dicembre, quindi insomma 2 giornate dedicate ai bambini. Pagina è quella della Proloco di Monserrato, trovate tutte le informazioni. Poi velocemente a Villa Cidro sabato 7 e domenica 8 abbiamo Manus de Oru, che è appunto sempre c'è un mercato di Natale, e abbiamo poi prodotti alimentari e artigiani, animazione e gruppi folk. La regia mi è un po' in ritardo, eccola qua che è arrivato anche il cartello di Manus de Oru. Dai regia, veloce, a Sant'Adi, pane e olio in frantoio 7-8 dicembre, vediamo, cartello, eccolo qua, velocissimo, hai visto Giuseppe? Dai, allora, pane e olio in frantoio, quindi 2 grandi eccellenze, Giuseppe, pane e olio. Ricordiamolo un attimo, il 7 e l'8 dicembre, la pagina Facebook per tutte le informazioni è quella della Proloco di Sant'Adi, pane e olio. Non so se farai mai un libro su pane e olio, però magari le prendo. Ma dopo quello che si è detto la vedo dura, potrebbe essere anche una contraddizione, no scherzo. Dai, senti, prima di lasciarci voglio sapere cosa farai a breve, cosa stai già facendo. Sto lavorando ad un nuovo documentario riguardante la strage di Capoterra, la strage aerea del 1970. Quindi una cosa sulla Sardegna. Sì. Non avevi mai fatto nulla, giusto? No. Avevi solo con la lo devo a edizione, questa terra. hai fatto gli scoiati, ma sulla Sardegna glielo devi all'isola. Una terra meravigliosa, io amo questo popolo. Quindi abbiamo questo progetto interessante. Sì. Bene, e i nostri amici dove ti possono seguire per tutte le news? Hai un sito, una pagina Facebook? Sì, Giuseppe Cristaldi Circus è la mia pagina, e poi anche il profilo personale Giuseppe Cristaldi. Perfetto, quindi tutte le informazioni come sempre su Facebook e in rete. Giuseppe, grazie veramente di essere stato qui con noi, grazie ancora. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, ma ringrazio Cesare Donati alla regia e Chico Pio alle telecamere. Ricordo, la puntata la potete rivedere sul nostro sito www.sardignalife.it per qualsiasi informazione, comunicazione. La nostra mail è info@sardignalife.it. Ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.